Nell'ambito delle iniziative legate ai prossimi referendum che si terranno domenica 12 giugno, sono tanti momenti informativi che si terranno a pochi giorni dal voto. Tra di essi, in provincia di Agrigento, particolare rilevanza quella assunta dal comune di Racalmuto, in testa all'assessorato alla cultura, che si terrà presso la sede della Fondazione Ciacia al Viale della Vittoria alle ore 18. Il tema è importante dal titolo Il tormento del giudicare e dal contesto del referendum. Diversi e qualificati relatori che dibatteranno su tematiche referendarie, moderati dalla giornalista Margherita Trupiano, tra loro l'avvocato Antonio Falzone del Foro di Caltanissetta, l'avvocatessa Vincenzo Gaziano, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, il professore Bartolomeo Romano, professore di diritto universitario all'Università di Palermo, e di Giovan Battista Tona nella qualità di consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta, un momento di grande approfondimento per chi vuole saperne di più sulle motivazioni che li spingerà ad andare a votare. Sempre in tema di referendum, venerdì prossimo 10 giugno, un momento di dibattito si svolgerà al Circolo Empedocleo di Agrigento, organizzato dall'ANDE, Associazione Donne Elettrici, presieduto dalla Carola De Paoli. Interverranno tra gli altri l'avvocato Antonio Gaziano, presidente dell'Ordine di Agrigento, l'avvocato Girolamo Rubino e l'avvocatessa Rosa Salvago.